È con un'invocazione allo Spirito Santo che Papa Francesco apre il terzo sinodo del suo pontificato dedicato ai giovani. Presenti sul sagrato della Basilica Vaticana i 266 padri sinodali, a cui il pontefice chiede di ravvivare la propria passione per Gesù e contagiare i giovani per renderli capaci di profezia e visione, senza farsi soffocare dai profeti di calamità e di sventura. Francesco pensa ai padri venuti da tutte le parti del mondo e si commuove citando i 2 vescovi della Cina continentale che per la prima volta possono partecipare ad un sinodo. Diamo loro il nostro caloroso benvenuto. Dell'intero episcopato con il successore di Pietro è ancora più visibile grazie alla loro presenza. Uniti nella speranza cominciamo un nuovo incontro ecclesiale, auspica il Papa. La speranza ci interpella, ci chiede di lavorare per rovesciare le situazioni di precarietà, di esclusione, di violenza alle quali sono esposti i nostri ragazzi. I giovani, frutto di molte delle decisioni prese nel passato, ci chiamano a farci carico insieme a loro del presente con maggiore impegno. Poi lo sguardo del Santo Padre si posa sui 34 giovani tra i 18 e i 29 anni che partecipano al Sinodo come uditori e uditrici e interpreta così le loro attese. Essi ci chiedono e esigono una dedizione creativa, una dinamica intelligente, entusiasta e piena di speranza, e che non li lasciamo soli nelle mani di tanti mercanti di morte che opprimono la loro vita e oscurano la loro visione. Papa Francesco chiede ai padri sinodali di mettersi in ascolto gli uni degli altri per discernere insieme quello che il Signore sta chiedendo alla sua Chiesa. E badiamo bene che non prevalga la logica dell'autopreservazione e dell'autoreferenzialità, che finisce per far diventare importante ciò che è secondario e secondario ciò che è importante.